Iniziano i saldi, cosa vi aspettate da questi saldi? Niente di straordinario. La gente ha cominciato a venire a guardare, si fa un po' l'idea o compra già? Compra dopo aver visto durante tutta la settimana. Saldi estivi dunque al via e anche prima euforia tra la gente che è a caccia del buon affare. Piazza Ferretto a Mestre è rianimata dalla gente con pacchi e pacchetti più o meno grandi. Occasione per poter acquistare a buon prezzo della merce di qualità, quindi a noi è andata bene, il primo giorno si sfrutta. Via vai di clienti dentro e fuori ai negozi, ma la gente rimane oculata nello spendere. D'altronde le associazioni di categoria hanno stimato che per questi saldi l'italiano spenderà circa 100 euro a testa e la maggior parte delle volte saranno spesi per figli e per capi utili. Nei negozi si entra ma si esce, si compra un capo invece di tre, ecco, le cose sono un pochettino cambiate. Un budget vero e proprio non è tra le priorità di chi compra, che preferisce magari comprare meno, ma ciò che piace. Vedo se c'è qualcosa che mi conviene prendere, se no non prendo. Sì, non mi sono dato un budget. Se trovo qualcosa che mi piace lo prendo, però non mi sveno con i soldi. È shopping terapeutico, in questo periodo di crisi no limits, no budget, quello che piace. L'euforia rimane anche tra i negozianti del centro che questi saldi li aspettavano con ansia. Li aspettavamo da un po' di mesi, dai, e chissà che arrivino numerosi. Sono partiti sì alla grande, devo dire. Per il momento noi qua lavoriamo abbastanza bene. Saldi sottotono invece per l'outlet di Noventa di Piave, gli anni scorsi preso d'assalto con code chilometriche di auto e di gente davanti ai negozi, mentre in questa prima giornata di saldi ha visto un afflusso più diluito di potenziali clienti. C'è chi viene a fare un giro di ritorno dalle ferie, chi è di fretta e pensa di ritornare e chi invece non trova che sia conveniente. Secondo me non conviene. Quanto spenderà con i saldi? Poco, guarda, il costume e basta. A caccia del risparmio, anche all'outlet però non ci si fa prendere dalla frenesia e si bada al sodo. Abbiamo preso circa 2 magliette e un centinaio di euro. Diamo un'occhiata in giro, vediamo quello che troviamo soprattutto per i ragazzi.